Vogliamo dare gambe a quelli che sono i disciplinari che sono stati provati, frutto di un lungo lavoro fatto negli anni passati anche con gli artigiani. Questo perché? Perché il marchio Isola è un marchio di qualità, è un marchio che attiene ovviamente a delle produzioni specifiche. Questo significa che la nostra idea è che gli artigiani ovviamente abbiano delle produzioni importanti per stare sul mercato, ma accanto a queste ci possa essere una prettamente marchiata Isola, quindi dedicata proprio all'eccellenza e alla qualità della produzione. Oggi parlare di artigianato artistico significa anche parlare comunque di usabilità. I nostri artigiani ancorati alla tradizione, ma sempre più con un occhio all'innovazione e alla contemporaneità, e sempre di più in questo contesto di design, di contemporaneità, di saper fare, di bellezza, esiste anche un mercato interno che ama sempre più circondarsi e vivere di quotidiano con i pezzi del nostro artigianato, quindi non solo arte, non solo pezzi da portare a casa per i nostri turisti, ma anche riempire le nostre case con questi oggetti. La Regione Sardegna sta mettendo in campo tante attività rispetto alla valorizzazione dell'artigianato artistico. Penso ovviamente alla vetrina dell'artigianato artistico, agli store presenti negli aeroporti. Tra qualche settimana sarà operativo anche l'ultimo aeroporto, quindi quello di Alghero, quindi a Cagliari, Olbia, Alghero. Altre attività, il sostegno ovviamente di Mogoro e di Samugheo, oggi siamo qui a Samugheo, l'introduzione anche di nuove fiere come OMI, che era da tempo da quale la Sardegna mancava. Accanto a questo il Cagliari Calcio che spinge il marchio Isola, abbiamo una mostra a mercato anche lì, i bandi T1, T2 insomma, che sono stati dedicati anche agli artigiani perché potessero in qualche misura modificare e aggiornare quelli che sono i propri processi produttivi. La Regione Sardegna crede che l'artigianato sia un asset portante. L'artigianato artistico è un mercato di nicchia. All'interno della vetrina dell'artigianato abbiamo 200 imprese. Parliamo quindi di imprese che devono stare sul mercato e devono stare sul mercato nel modo più competitivo possibile, creando le marginalità migliori possibili. La Regione ha il compito di accompagnarli mantenendo alta quella che è la qualità e la creatività dei nostri saper fare.